Preoccupa la manovra finanziaria del governo Meloni. Preoccupa contrapponendole da parte del PD conti dettagliati e precisi. C'è il taglio nella manovra finanziaria che prevede un taglio di 600 milioni di euro agli enti locali, di cui 200 ai comuni, e questo significa per il comune di Belluno dai 100 ai 120 mila euro, per il comune di Feltre dai 60 agli 80. In più c'è un ulteriore taglio di cui si parla molto poco, che è la non conferma del fondo di continuità dei servizi, cioè di fatto un fondo che l'anno scorso era stato utilizzato dallo Stato per poter alleggerire il peso delle bollette e delle utenze. Quel fondo non sarà riproposto, nel frattempo però i comuni si trovano a prevedere spese di utenze molto simili all'anno scorso. Complessivamente quindi, per dare un'idea e un ordine di grandezza, il taglio per Belluno varrà circa 300.000 euro, per Feltre circa 200.000. Per la provincia parliamo di altri 200.000 euro di tagli. Soltanto per la manovra tutti gli enti locali, o meglio i comuni bellunesi, perderanno circa 1 milione di euro complessivi di trasferimenti. Riferimento a interlocutori del PD è suo malgrado, non essendoci altri parlamentari bellunesi, proprio e solo un esponente della maggioranza, membro del partito del Presidente del Consiglio, di cui è anche coordinatore veneto. Chiediamo in particolar modo al senatore De Carlo, quale unico rappresentante della provincia di Belluno eletto in Parlamento, di interloquire col governo e lavorare in Parlamento.